Buonasera e benvenuti al Teatro Teder. Teatro Teder significa Teatro del Rimedio, è un teatro che è nato da qualche anno all'interno della chiesa sconsacrata Santa Maria del Rimedio. Io sono Veronica Mazza e la direttrice artistica di questo meraviglioso spazio di 80 posti che è al centro della zona di Piazza Municipio. Noi siamo a un passo dalla piazza, ma soprattutto saremo per i turisti il prossimo anno un luogo importante perché ci sarà una proposta culturale dedicata interamente a loro, che andrà dal teatro, dalla comicità fatta da me, ma soprattutto dalla musica napoletana ad opera di Gennaro Pisapia, straordinaria voce, e dal suo gruppo, Quartetto Smeraldo o i Diva Partenea. Insomma, una proposta importante per un turismo che ormai adora questa città ed è giusto proporre la migliore versione della canzone napoletana, famosetta Trio. Vi aspettiamo al Teder con Veronica Mazza, Gennaro Pisapia e soprattutto con la grande tradizione napoletana. Ciao, sono Gennaro Pisapia, ex cantante dei Cimarosa, un gruppo con il quale negli anni 80-90 ho girato il mezzo mondo con la canzone classica napoletana, fatto televisione con Pippo Baudo, Maurizio Costanzo Show e tante altre trasmissioni. Dopo 25 anni mi sono fermato per una riflessione musicale e sono ritornato con questa formazione, il gruppo Smeraldo. Perché il gruppo Smeraldo? Smeraldo è stato un mio compagno di viaggio nei Cimarosa, un Franco Smeraldo, un grande chitarrista che per 25 anni abbiamo girato il mondo insieme. Poi lui purtroppo oltre 10 anni fa ci ha lasciato ed io ho voluto continuare questo viaggio musicale portandolo sempre con me. Questa formazione, noi facciamo la canzone classica napoletana dell'Ottocento e del Novecento, quindi partiamo con tutti i brani dei grandi poeti dell'Ottocento e compositori dell'Ottocento e del Novecento, quindi con brani famosissimi, più conosciuti al mondo, perché la canzone napoletana, lo sapete, è la canzone per antonomasia italiana nel mondo. Un giudizio, che lei pensa di Geolier e del Festival di Sanremo? Geolier è la nuova tendenza praticamente musicale che sta nascendo da Napoli, con questa forma musicale un po' rapper, insomma, che per me è un bravissimo artista e lui ha partecipato a Sanremo, ci ha dato anche onore alla canzone napoletana, insomma, nuova. Anche se però io devo dire che amo la canzone classica napoletana, per questo è un genere che mi appartiene relativamente, ma lo apprezzo moltissimo, questo sicuramente. Tanti brani che seguite, un brano che le appartiene, che sente su. Mandolinata a Napoli è una canzone che sicuramente in uno spettacolo di canzoni classiche napoletane non può mancare, una canzone scritta da Murolo e Tagliaferri. Ed è una delle canzoni che rappresentano di più l'amore verso una donna e verso la città di Napoli. La formazione del gruppo Smeraldo è composta da Peppe Carannante, il maestro Peppe Carannante, ma poiché siamo amici lo chiamo Peppe. Esatto. Peppe è diplomato in clarinetto e con noi suona clarinetto, sax e le percussioni. Quindi è un'orchestra per noi. Poi c'è Mario Carannante, che è il figlio di Peppe, che suona il violoncello e il basso nella formazione. Michele Cordova, chitarra. Michele è un conoscitore della canzone napoletana come pochi ed è quello che praticamente senza di lui un cantante si sentirebbe perso, perché lui ti accompagna in tutto ciò che decidi di cantare quella sera, insomma, anche se ci sono le varie richieste. Poi c'è al mandolino Alessandro Pignalosa, lui è veramente un conoscitore di questo strumento e devo dire che con gli anni, grazie proprio allo studio del mandolino e a questi giovani che si sono affacciati a questo strumento, è diventato uno strumento non solo per la canzone napoletana, quindi è stato sdoganato
e lui con il mandolino vi posso assicurare che suona di tutto, anche il jazz. Poi ci sono io che sono la voce del gruppo. Quello che voglio rappresentare da questo teatro che vedete, che è una chiesa sconsacrata del Settecento, diretta da Veronica Mazza, l'attrice Veronica Mazza, e l'intenzione è quella di riportare la canzone napoletana in una stabile, perché Napoli manca di questo. Ci sono tante iniziative fatte con ristoranti, magari locali, club, però non esiste un luogo dove la gente sa che lì si canta la canzone napoletana. E questo è quello che io ho voluto creare e che abbiamo portato in questo teatro. Abbiamo fatto 2 mesi, maggio e giugno, e riprenderemo in autunno. Quindi in autunno ritorneremo qui a fare spettacolo con questa formazione e un altro gruppo dove io anche sono la voce, che si chiamano i Diva Partenio. Faremo 2 spettacoli diversi. E strilla sullo sì, nessuno senta, ma non